Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento Io Compro Siciliano Live. Buon martedì 12 maggio, benvenuti, benvenuti. Oggi sarà un altro nuovo appuntamento ricco di storia, ricco di racconti e soprattutto ricco perché parleremo di eccellenze del territorio. Così come già anticipato, oggi vi porto ad Avola. Ma prima di iniziare a raccontare dei nostri ospiti di oggi e quindi dei prodotti del territorio, permettetemi di iniziare come è consuetudine. Grazie 198.100 volte grazie. Grazie ancora per la vostra conferma, per le vostre testimonianze che ogni giorno ci danno la carica e la positività per portare avanti questo grande lavoro e questo grande sogno di Io Compro Siciliano. Proprio ieri abbiamo visto un bellissimo servizio alla TG regionale dedicato alla nostra realtà di Io Compro Siciliano. Proprio oggi i nostri tre ideatori del progetto, e vi ricordo essere Davide Morici, Francesco Caravello, Giuseppe Giorgiani, saranno ospiti in più trasmissioni. Proprio questa mattina c'era un collegamento su Tele One in diretta, più tardi ci saranno altri collegamenti con altre realtà giornalistiche, blog, domani saremo su Rai 3, insomma una continua conferma per quello che è questo lavoro che stiamo condividendo ogni giorno con ognuno di voi. Continuate a scriverci, continuate soprattutto a compilare quello che è il form che riguarda le vostre aziende, lo troverete proprio sulla nostra pagina nella parte in alto. Sono tantissime già le aziende registrate, continuate perché sapete che realizzeremo il più grande database legato alle aziende siciliane e noi siamo veramente orgogliosi sempre appunto del vostro consenso sul portare avanti questa nostra voglia di promuovere il Made in Sicily. Oggi, così come ogni giorno, noi viaggiamo nella Sicilia, da quella orientale a quella occidentale, per far conoscere meglio le nostre aziende, la nostra storia. Oggi vi porto a Avola, siamo in provincia di Siracusa, una magnifica città sulla costa ionica nella Sicilia orientale, sul Golfo di Noto. Avola è ricca appunto sia di storia ma anche di prodotti e oggi vi presenterò due eccellenze, la mandorla e la vite. Saremo al Museo della Mandorla dove troveremo fra poco il nostro ospite, saremo anche in una cantina, un'importante cantina che ospiterà proprio oggi la nostra trasmissione, che è la Cantina Palmeri. Mi piacerebbe iniziare con una citazione di Leonardo da Vinci. Et però credo che molta felicità sta agli uomini che nascono dove si trovano i vini buoni. E questo è una citazione per quello che riguarda il vino. Per quello che riguarda invece la mandorla, la mandorla, sciuri d'amori e poesia, e poi se si pensa alla dolcezza della mandorla, tutto quello che possiamo realizzare, torrone, marzapane, granite, latte di mandorla, biscotti, budino, confetti, insomma, oggi avremo veramente di che deliziarci. Siamo pronti, ci attende al Museo della Mandorla il nostro primo ospite, il direttore del Consorzio della Mandorla di Avola, Corrado Bellia. Adesso cerchiamo di metterci in contatto e dopo ci sposteremo alla Cantina Palmeri da Corrado Ligioie e da Antonio Campisi. Ma nel frattempo sto vedendo Corrado Bellia al Museo della Mandorla di Avola. Buongiorno, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
Un grande saluto a te e anche a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Grazie per questa opportunità che ci state dando di fare conoscere questa città, dove io chiaramente vi invito a venire appena ci sarà la possibilità. Siamo, come voi sapete, accanto al mare, quindi anche per chi ama i bagni è sicuramente una scelta particolarmente felice. E all'interno di questa, diciamo, offerta, come hai detto tu, abbiamo anche questi due prodotti di eccellenza. Io parlo ovviamente della mandorla di Avola, che è conosciuta nel mondo, che appunto ha una storia secolare e che è stata da noi ritenuta degna di poter avere appunto un museo che consenta a chi viene nella nostra città di poter conoscere la storia di questa produzione che risale a diverse millenni fa. Come si sa, la mandorla è arrivata con i greci, quindi stiamo parlando di più di 2700 anni, e poi nelle varie realtà della Sicilia ha acquisito una serie di specificità. Una di queste è sicuramente il prodotto mandorla di Avola, che ha delle caratteristiche che la distinguono un poco da tutto quello che c'è anche in Sicilia, ma soprattutto anche da quello che avviene nel mondo. Abbiamo come Consorzio della Mandorla di Avola 2 anni fa inaugurato, con la collaborazione dell'amministrazione comunale, questo museo che abbiamo voluto collocare in quello che state vedendo, cioè in un antico caseggiato rurale che ha anche questa una storia secolare e che nel 1990 è stato acquisito dal comune ed è stato restaurato. Diciamo, da 2 anni abbiamo iniziato a farlo conoscere. Altri, diciamo, aspetti sono quelli che particolarmente facciamo anche con le scuole, ma uno dei possibili, diciamo, fruitori è sicuramente il turista che viene dalle nostre parti e a cui facciamo conoscere, come dicevo, queste caratteristiche. La visita che noi proponiamo ai nostri, diciamo, ai turisti che vengono è divisa in 2 parti. Noi intanto abbiamo realizzato all'esterno di questa masseria un campo espositivo dove abbiamo piantato la vigna del Nero d'Avola, dove abbiamo piantato gli alberi che state vedendo di mandorlo, dove abbiamo anche messo il limone e dove abbiamo anche una particolare pianta che sicuramente suscita nei nostri visitatori molta curiosità, che è la canna da zucchero. In effetti non tutti sanno che questa pianta, la canna da zucchero, non è una pianta originaria dell'America Latina, ma è stata portata dagli arabi in Sicilia e in Spagna già nell'800 d.C. Avola è stata quella che ha maggiormente utilizzato questo prodotto fino a quasi il 1940 e quindi all'interno di questo campo espositivo abbiamo inserito questa pianta. Anche la pianta. Quando vengono i turisti, diciamo, gli spieghiamo qual è tutta la storia di questa produzione. Questo, che appunto dicevo è un fabbricato rurale, mantiene quelle che sono le caratteristiche delle antiche masserie che si trovano sparse in tutto il territorio siciliano. Questo dove stiamo entrando è il cosiddetto Ubaglio, in generale dalle nostre parti, è l'AIA, quella dove si facevano una parte della lavorazione. Vedete che c'è anche il pozzo con l'acqua. E adesso vi faccio vedere la stanza dove abbiamo, le stanze dove abbiamo realizzato il Museo della Mandorla di Avola. Stiamo entrando nel palmento, che è presente in tutte le masserie siciliane dove c'era la produzione di vino. Come vedete, questo palmento risale al 1881 ed è ancora, diciamo, perfettamente conservato e aveva la funzione di consentire la lavorazione dell'uva, che veniva portata all'interno della stanza attraverso queste finestre, iniziava la produzione. Vedete lì ci sono anche foto d'epoca di chi pigiava l'uva e da quel succo che poi fluiva in queste vasche cominciava la fermentazione. Dalla fermentazione e dalle vasche poi veniva portato in una vasca che è questa, una vasca sotterranea, dove veniva tirato fuori il prodotto e veniva messo nelle botte, dove continuava la diciamo, storia di questo vitigno famoso proprio per la sua corposità, per il suo colore intenso,
e che ha conquistato buona parte dei mercati mondiali, è diventato un po' l'alfiere della produzione vitivinicola in Sicilia. Signor Bellia, io nel frattempo vedo invece, attorno a lei molti sì, oggetti, e mi sembra tra l'altro siano anche oggetti originali, giusto? Cioè, mi sembra che voi abbiate veramente del tutto affidato alla memoria tutto quello che appunto gli ospiti potranno vedere non appena entrano in masseria. Il museo nasce da una collaborazione con i cittadini avolesi. Quello che si vede all'interno di questo museo è stato tutto quanto donato proprio dagli avolesi, che li avevano nelle loro abitazioni e che appunto rappresentano quella parte di storia che in questa città è molto diciamo, importante, che è quella della produzione agricola. E quello che vi faccio vedere adesso è uno strumento che per centinaia di anni è stato lo strumento fondamentale della lavorazione della mandorla, che è costituito da un semplice tavolo in legno appoggiato su dei cavallette, ed era da qua che iniziava la lavorazione dopo la raccolta. La raccolta avviene tra la fine del mese di luglio e tutto il mese di agosto, e dopo che veniva raccolta dagli uomini la mandorla veniva portata su questo tavolo dove iniziava la fase della smallatura. Il mello ci arriva forse un po' l'audio in ritardo. Appunto all'esterno della mandorla, del guscio duro. Si sente? Sì, adesso meglio. Sì, adesso meglio. Prima avevamo perso parte del racconto. Ma possiamo vedere proprio cosa accadeva? Allora, vi faccio vedere quello che avveniva. Allora, dopo la prima fase della ballatura, la mandorla veniva lasciata ad asciugare fuori sull'aia, quella che abbiamo visto per 2 o 3 giorni, e poi ritornava su questo tavolo. Sì. Ed era un lavoro prettamente femminile, e le diciamo, sgusciatrici facevano esattamente questa operazione. Infatti abbiamo messo anche delle foto d'epoca. Praticamente il prodotto, la mandorla in guscio, veniva messa su questo ciotolo e veniva per ogni singola mandorla avevamo fatto questo lavoro, sgusciata per essere poi diciamo calibrata e commercializzata. Questa, come vedete, è proprio mandorla di Avola. La caratteristica di questa mandorla è nota, è molto piatta e ha un ovale, diciamo un perfetto ovale, che l'ha sempre diciamo utilizzato, per cui è stata sempre utilizzata per fare i confetti. Infatti i migliori confetti che vengono venduti in giro per il mondo sono fatti con questa mandorla, la mandorla di Avola. Signor Bellia, diciamo, signor Bellia, un attimo, la fermo soltanto un attimo e poi finiamo il giro con lei. Allora, ci sono degli amici che ci stanno salutando ed è doveroso ricambiare questi saluti per voi tutti. Amalia Lopinto, Fausta Intravaglia, Eppi Ambra, Marcella Romano, Salvo Renda, Sabrina Vullo, Giuseppe Giorgianni, che è uno appunto dei 3 ideatori, buona giornata a tutta la Sicilia. Chiara Seidita, buongiorno alla mandorla, buonissima, di Avola e alla Sicilia di Io Compro Siciliano. Ci arrivano anche, signor Bellia, dei saluti da New York, un siciliano che vive a New York dice: buongiorno, buon martedì e benvenuti agli ospiti. Tonino Lipari, buongiorno e complimenti a tutti. Noi continuiamo invece questo giro al Museo della Mandorla di Avola con Corrado Bellia, direttore del Consorzio della Mandorla di Avola, e stavamo vedendo quello appunto che accadeva manualmente, però c'è poi una rivoluzione, vero? Nell'apertura della mandorla. Fino agli anni 40-50 del secolo scorso, questa era la tradizionale maniera con cui veniva fatta la lavorazione, quindi la sgusciatura veniva fatta dalle donne su questo tavolo, poi queste mandorle venivano selezionate, calibrate e poi commercializzate in base alla dimensione. Negli anni 50, proprio ad Avola, viene brevettata una macchina, questa che ora vi farò vedere, che ha avuto diciamo, il merito di migliorare notevolmente la lavorazione, anche aumentando la capacità produttiva delle singole aziende. Considerate che
negli anni 50 ad Avola c'erano almeno 60 aziende che lavoravano la mandorla e quindi occupavano moltissima manodopera femminile, oltre chiaramente anche chi lavorava in campagna, e poi tutto l'indotto, perché chi faceva le macchine come questa che vedremo, chi faceva le cassette, chi creava tutta una serie di attività collaterali, e questo quindi è stato uno dei settori ad Avola fondamentale per lo sviluppo di questa città. Questa macchina che voi vedete fu brevettata negli anni 50 dalla famiglia Tostane, un'officina meccanica di Avola, che riuscì a risolvere il problema di sgusciare la mandorla senza rompere il guscio. E il sistema che praticamente hanno utilizzato è stato quello di riuscire a prendere una mandorla per ogni cucchiaio che voi state vedendo alla volta, farlo entrare all'interno di queste ganasce, farle scendere all'interno di questa piastra, schiacciarle e quindi poi poterle fare. Quindi fu una grande innovazione perché il problema era non compromettere l'integrità del seme. Io vi faccio vedere qualche secondo la macchina. Addirittura possiamo accenderla, ma questa è una grande emozione. Avete visto, amici di Io Compro Siciliano, quello che riusciamo a vivere grazie veramente a tutti coloro che investono quotidianamente il loro lavoro sul territorio. Noi siamo felici e anche emozionati di assistere adesso a questa cosa. Verrà messa in funzione questa macchina che, come diceva il dottor Bellia, è una macchina brevettata proprio negli anni 50 per poter aprire le mandorle mantenendo naturalmente l'integrità della mandorla all'interno. Noi siamo qui e vogliamo appunto vedere. Credo che si sia visto bene che cosa riesce a fare la macchina, no? Ed è uno dei, diciamo, delle innovazioni importanti che questo settore ha determinato. Chiaramente accanto a questo c'è tutto il resto delle attività che vengono fatte nella lavorazione, perché alcuni passaggi che nel passato si facevano a mano ora sono stati meccanizzati, quindi io invito chi verrà a questo museo. Abbiamo voluto anche raccogliere quelle che sono le testimonianze del lavoro contadino, quindi all'interno troverete tutta una serie di attrezzi che ormai non trovate facilmente, ma oltre a questo anche quelle che sono un po' le cose che caratterizzavano la famiglia contadina. Quindi abbiamo messo per esempio la macchina, i contenitori dove veniva fatto l'impasto del pane. Per esempio qua abbiamo una maglia, questa era utilizzata in tutte le famiglie, e qua veniva fatto l'impasto del pane per poter poi metterlo nel forno. C'è anche un scaniatore, che è un altro attrezzo sempre utilizzato in famiglia, perché qua dopo aver fatto la farina dell'impasto si riusciva anche a fare in modo che il pane diventasse più morbido, e dopodiché si facevano anche le forme di pane che venivano messe in forno. Dottor Bellia, ci sono dei saluti che arrivano per lei. Un attimo. Ci sono dei saluti che arrivano dallo chef Salvo Renda e dice: questo signore rappresenta l'immagine e la pura essenza della sicilianità. Congratulazioni. E poi ancora un saluto speciale da Maurizio Tumminia. Maurizio Tumminia è anche lui un caro amico che sostiene anche lui Io Compro Siciliano. Lui ha una realtà meravigliosa sul mondo Facebook che sono gli artisti, ma non solo, lui si dedica tanto proprio alle nostre maestranze, quindi grazie Maurizio, grazie per questa tua conferma d'amicizia. Noi siamo proprio in chiusura. Volevo sottolineare due aspetti. Sì. Il primo è che il museo è importante anche per tutta una fascia di giovani. Noi abbiamo iniziato 2 anni fa, anche prima di aprire di inaugurarlo, con le scuole, e abbiamo iniziato dalla scuola d'infanzia fino ad arrivare alle scuole medie superiori, perché è importante trasmettere anche a chi viene adesso anche quella che è una storia che ha caratterizzato le città siciliane, per fargli capire qual è l'importanza.
L'altra cosa che volevo dire è che noi, anche per onorare questa possibilità che ci state dando di fare conoscere il museo, come consorzio dal mese di maggio fino a tutto il mese, fino al primo di agosto, dal primo di maggio al primo di agosto, stiamo facendo una promozione perché diamo la possibilità a chi acquista 5 kg di mandorle di Avola di spedirgli gratuitamente. Quindi io invito chi fosse interessato anche ad andare sul sito del Consorzio della Mandorla di Avola, lo trovate, www.consorzio Mandorla di Avola, per anche diciamo, acquistare questo prodotto che, come voi sapete, dal punto di vista anche dell'uso dietetico è una componente fondamentale ormai consigliata da tutti i dietetici per quanto riguarda la presenza di calcio, magnesio, potassio, oli particolari che fanno bene al cuore. Quindi oggi mangiare mandorla siciliana e mandorla di Avola è anche un modo di combattere per migliorare le condizioni. Per migliorare anche, esatto, l'alimentazione. Corrado Belli, arriva un messaggio per lei da Davide Morici. Buongiorno al signor Corrado del Museo della Mandorla, rappresentante di un consorzio squisito che oggi promuove la mandorla nel mondo. Abbiamo qualche ritardo nel collegamento. Noi dobbiamo proprio lasciarci. Noi la ringraziamo per questo bellissimo viaggio fatto all'interno del museo. Grazie a Corrado Bellia. Noi la sentiamo in ritardo, però lo dico io. Verremo ad Avola a visitare il Museo della Mandorla. Grazie. Noi la ringraziamo e soprattutto anche questa possibilità di poter acquistare le mandorle così come lei diceva, basterà collegarsi proprio sul sito del Consorzio della Mandorla di Avola e avrete la possibilità di poter acquistare e quindi ancora di più aiutare come sempre la nostra economia siciliana. Grazie Corrado Bellia, verremo ad Avola a visitare il museo. Grazie, grazie. Grazie. Ed ancora il nostro meraviglioso viaggio ad Avola continua, perché così come diceva Corrado Belli all'inizio, noi abbiamo qui fuori proprio quelle che sono poi le piantagioni dei nostri prodotti, e un altro prodotto di vanto del territorio è senz'altro la vite. Noi oggi siamo in una cantina meravigliosa che rappresenta il territorio, che è la cantina Palmeri, dove ad attenderci c'è Corrado Ligioi in compagnia del dottor Antonio Campisi, enologo della cantina Palmeri. Noi stiamo per metterci in contatto. Mi è piaciuto moltissimo ieri, visitando proprio il sito della cantina Palmeri, è stata scritta e dice: il vino è vivo, e ti parla dell'identità del posto che porta con sé tutte le conoscenze tramandate nei secoli. Noi oggi ne parleremo appunto con Corrado Ligioi, che è un po' la guida, colui che pensa sia alla parte commerciale ma anche a tutto quello che riguarda il racconto legato alla cantina Palmeri, e incontreremo anche l'enologo, che è il dottor Antonio Campisi. Parleremo di questo, di tante tipologie di vino, ma ci piace poi parlare anche di vini naturali. Proprio ieri, discutendo con Corrado Ligioi, col dottor Ligioi, mi spiegava appunto quanto importante è anche il vino naturale, ma scopriremo meglio quello che è il mondo legato alla cantina e quindi a tutte le tipologie di vino prodotte all'interno della cantina Palmeri, appunto non appena riprenderemo il collegamento. Nel frattempo, ecco qua, forse ci siamo, eccoci qui, buongiorno, buongiorno. Oggi va e viene, buongiorno a tutti. Io mi sono permessa nel frattempo un po' Ti ho ascoltato benissimo, ti ho ascoltato.
Noi siamo tutte orecchie, siamo felici di essere da Allora, voi in io direi, cantina. benissimo, allora direi di iniziare con questa immagine, che è la storia della tenuta Palmeri, ok? Questa è una struttura prima del 1900, e dove abitava la famiglia Lutri, i proprietari di questa tenuta, e dove loro alla seconda guerra mondiale producevano il profumo a gelsomino. Successivamente poi hanno prodotto limoni, arance, olive, e poi negli anni 2000 questa tenuta è stata venduta, è stata acquistata da uno svizzero, un appassionato della Sicilia, dei prodotti tipici siciliani, e poi ha aperto questa avventura nel produrre il vino ad Avola. È vero che oggi il Nero d'Avola è famoso in tutto il mondo, si parla molto del Nero d'Avola, ma anche è vero, dobbiamo essere anche onesti e corretti, che comunque non abbiamo centinaia di ettari ad Avola che oggi producono. È più famosa la mandorla che il vino. Però dietro la sua storia comunque nel 2005 è stato messo un impianto nuovo di vitigno, non solo di Nero d'Avola, ma così anche di Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Chardonnay, Moscato, Grillo. Pensate che le prime bottiglie sono state 6.000 bottiglie che lui ha prodotto per portarsene in Svizzera, e poi successivamente comunque non si può fermare la produzione. Il suo obiettivo è quello di produrre vino bio, questa è stata sempre la sua intenzione, ed è riuscito su questo. Perciò trattamento bio, si lavora esclusivamente a mano, si fa una selezione dei grappoli già a giugno, si fa lo sfoltimento proprio della vigna per far crescere solamente la qualità. E poi la raccolta, come dicevo, manualmente. Quando si raccoglie l'uva, si trasferisce, si mette innanzitutto nelle cassette da 8 kg e si trasferisce in cella frigo per 20 ore. Okay? Questo serve ad bloccare la sua maturazione, e poi il giorno successivo permette anche di riselezionare comunque i grappoli manualmente. Questo viene fatto da 7 operai, così viene tolta l'uva che eccessivamente matura, non è buona, e poi da quel momento in poi viene fatta la selezione. Vediamo se riusciamo a vedere, però mi dispiace che poi si perde la linea. Viene versato quest'uva in un carrello trasportatore, che poi la parte che non è buona viene buttata e viene fatta la selezione, e poi dopodiché viene traboccato nei tinò l'uva. Lì la follatura viene fatta manualmente, proprio 2 operai 2 volte al giorno con un bastone di 2 metri in acciaio, proprio si mescola. Prima si faceva con i piedi, adesso si fa manualmente. Questo per 15 giorni. Dopo 15 giorni vengono tolte le bucce, viene lasciato nel tinò per altri 15 giorni, 15-18 giorni, e dopodiché poi avviene il suo processo di maturazione. Poi questo se ne occupa ovviamente l'enologo, che guarda caso abbiamo beccato in un momento, perché hanno tardato un po' ad fare il passaggio del vino, ma vediamo se riusciamo, ecco, a beccarlo, ecco. Ok. Mentre che è impegnatissimo in questo momento, però cogliamo Vediamo l'occasione che se... ci dà un piccolo saluto, poi io magari vi racconto un po' la storia del tour in cantina. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sono stato disponibile, per oggi è una giornata un po' particolare. Cosa stai facendo? Facciamo Chardonnay e Grillo. Oggi Chardonnay e Grillo. Faccio vedere. Vediamo, eccoci qua. Se riusciamo a vedere. Sì, vediamo Corrado. Ok, allora adesso lui spiega cosa fa. Ma qua non prende, mettiamoci, spostiamo un po'. Ok, prende, non prende. Adesso stiamo filtrando il vino per andare in bottiglia già in questa settimana. I nostri vini sono filtrati sterili, ovviamente 0,45 micron, in modo tale che non ci possa essere nessun batterio o virus che sia. Diciamo, è lo standard nella produzione dei vini bianchi. Dobbiamo fare dei vini che siano brillanti, puliti, soprattutto buoni e salutari. Fatto un nuovo, io gli ho detto che hai fatto un nuovo vino naturale. Sì, nella mia filosofia di produzione c'è il vino vecchio stile, io lo chiamo il vino di casa, fatto dall'enologo, però c'è un po' di differenza. Diciamo sono vini con zero soffiti, o meglio zero soffiti aggiunti, perché i lieviti di suo producono
circa 8-10 grammi di sulfite, quindi sono dei vini molto facili da bere, di pronta beva, con una durata massima di 2-6 anni, che sono diciamo un po' più per i palati più ricercati, nel senso tanti consumatori oggi cercano vini a basso contenuto di sulfite, quindi di conseguenza anche noi ci adeguiamo a questo. Tra l'altro devo dire, dottor... No, io devo dire, dottor Campisi, mi piace moltissimo sentir parlare Antonio Campisi, è appunto l'enologo, e mi è piaciuto moltissimo vedere un giovane che parla di tradizione e il ritorno a quello che è, come abbiamo sempre più la conferma che il ritorno all'origine è sempre poi il successo delle aziende, delle produzioni, dei prodotti, e quello che ci stava dicendo proprio Antonio Campisi è proprio questo, quindi siamo felici di sentirlo dire tra l'altro da un giovane, quindi questo ci è piaciuto moltissimo. Noi adesso cosa vediamo alle sue spalle? Allora, ti faccio vedere, ti faccio vedere la profondità della cantinata. Ok, qui abbiamo 10 tinò e poi abbiamo anche quelli in acciaio. In questi qua in tinò, questa prima parte e i primi 5 sono in rover, l'altro invece sono in castagno. Qui mettiamo solamente il vino rosso, ok? Sì. Ed ecco qua che stiamo visitando. 30-32 giorni, poi trasferiamo tutto nelle barriche più piccole, sempre rover francese, 225 litri. Da lì poi stabilisce l'enologo il periodo anche in base all'etichetta, perché di rosso abbiamo varie etichette, che fa dagli 8 mesi ai 3 anni. E vi faccio vedere nel frattempo, visto che la linea ce lo concede, adesso sono arrivate le bottiglie perché quest'anno faremo di novità. Allora, parlavo prima del carrello trasportatore, ok? Sì. Questo è il trasportatore, poi l'uva va in quest'altro, ok? E poi qui viene la separazione degli acidi e dai raspi, ok? Nella parte inferiore ovviamente poi ci sono i chicchi, sì, che poi vengono trasferiti nel tinò. Quest'altra macchina che voi vedete invece qui facciamo, pressiamo il vino bianco, perché non si può fare manualmente, è più delicato il bianco. Sì. Se no faremmo un frullatone. Allora vi faccio vedere anche un'altra cosa. Questa è la nostra, per adesso, piccolina macchina per imbottigliare. Non abbiamo una macchina grandissima. Ecco qui la macchina per imbottigliare. Ci sta è vero, oggi vedere, siamo intorno ai 60.000 bottiglie, però inizialmente in questa maniera. Queste sono le barrique che noi cambiamo ogni 3 anni, ok? Le barrique nuove vengono dalla Francia. Quello che vedete fuori invece è la novità di quest'anno, perché quest'anno, a parte il vino naturale, in purezza di Syrah, abbiamo anche fatto il rosé di Nero d'Avola. Sì. Vediamo se viene la linea. Penso di sì, che il rosé di Nero d'Avola, e non solo, allora vediamo se la si apre, ok, poi di più, di fare anche 6.000 bottiglie di invece rosé spumante, Médoc Charmat. E perciò adesso qui in autoclave deve arrivare a circa 4 atmosfere, e poi la prossima settimana tutto va bene, dovremmo essere pronti per imbottigliare. Vi faccio vedere sì. Faccio vedere una parte della... Ci sono dei saluti che arrivano, dottor Ligioi, ci sono dei saluti. Allora, il Faraone non Palermo... Sono un dottore, ecco, dottore Antonio, che è l'enologo. Allora, Corrado, ci sono dei saluti, io vado invece così, direttamente... Allora, il Faraone Palermo dice: è vero, una storia di tutto orgoglio e eccellenza sicula. Nick Sorrenti saluti, Davide Morici dice saluti a ciò che rappresenta l'essenza della nostra Sicilia, ovvero il vino.
Cantine Palmeri, rappresentante d'eccellenza siciliana, complimenti a Corrado, tutto è frutto di studio, conoscenza, identità e competenza. Beh, effettivamente Davide Morici ci dava conferma. Ecco qua, noi stiamo vedendo nel frattempo questo bellissimo belvedere. Allora, questo è il terrazzo, quello che adesso vi faccio vedere. Sì. Okay, allora, vediamo un attimo. Questo è il terrazzo superiore dove abbiamo la piscina, che lì ospitiamo gli ospiti per il tour, per le degustazioni. Sì. In estate, speriamo anche quest'anno siamo positivi. Assolutamente siamo positivi. Bene, organizzeremo di nuovo degli eventi di musica jazz live, con ovviamente degustando poi i nostri vini. Vi faccio vedere l'altra terrazza della cantina, dove abbiamo messo un carretto siciliano che abbiamo acquistato 2 anni fa, era del mio professore di tecnica, un carretto siciliano del 1905. Ecco, e quindi come vedete ancora... E poi qualche anno fa abbiamo acquistato altro terreno, di cui la famiglia Brescia di Welling ha stabilito di fare cosa? Di produrre grano antico russello, tipo russello, 4 ettari. Inizialmente sempre le cose per uso personale, poi sai, il grano ogni anno qualcosa fa in più, quest'anno lo fa in più, e lì abbiamo fatto la farina, facciamo la pasta che diamo ai nostri clienti che ci vengono a visitare. Beh, Corrado, mi sembra di capire che noi diciamo questa estate speriamo proprio di essere lì a poter non solo degustare il vostro nettare, ma anche poter degustare, appunto, come dicevi adesso, tutto quello che riguarda il grano e quindi la vostra pasta di produzione, appunto, vostra, poter venire a godere di questo meraviglioso paesaggio. Noi siamo praticamente quasi a chiusura. Quello che volevo dire, sì, noi abbiamo preso l'iniziativa, visto quello che è successo, di fare la spedizione gratuita per tutti i nostri clienti e futuri clienti italiani. Abbiamo deciso che ogni 6 bottiglie una la omaggiamo con un prodotto diverso, e poi per uscire fuori da questo momento abbiamo pensato che noi abbiamo anche lo spumante Perla, di dare un buono del 30% ai nostri clienti, e così anche del bianco che noi abbiamo prodotto 2 anni fa. Questo è un buon auspicio. Assolutamente. Vogliamo dare un riferimento anche a chi ci sta seguendo per il sito, così se vogliono appunto approfittare anche di questa promozione che abbiamo appena dato ai nostri amici di la nostra email, ci possono contattare, da lì ovviamente noi gli mandiamo il buono per poter poi acquistare il nostro prodotto con lo sconto. E noi ringraziamo Corrado Ligioi, ringraziamo il dottor Antonio Campisi della cantina Palmeri. Noi speriamo di venire prestissimo lì da voi, è stato oggi una piacevolissima gita. Grazie per il tempo che avete dedicato a noi e soprattutto al tempo che dedicate alle vostre attività, che diventano un racconto delle nostre tradizioni e della nostra storia. Grazie. Un attimo, noi ormai abbiamo fatto uscire Corrado Bellia e quindi però insieme dobbiamo fare una cosa. Innanzitutto dare appuntamento ai nostri amici, più tardi alle 18 abbiamo aperitivo social con il mitico Francesco Caravello, chissà dove sarà oggi, chissà dove ci porterà, e poi ancora domani avremo un appuntamento da noi, andremo a Taormina dal dottor Mario D'Agostino, quindi sempre in giro per la Sicilia, ma Corrado, adesso per favore possiamo avvicinarci vicino alla camera, perché dobbiamo finire, perché a noi porta bene, siamo quasi a 200.000 e ogni giorno è una conferma che porta bene. Noi finiamo così l'appuntamento. Io compro siciliano. Grazie Corrado. Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Viva la Sicilia! Grazie.
Grazie. Io compro siciliano. Ciao! Ciao, ciao.